Buongiorno a tutti ragazzi, tutti quanti giustamente ci chiediamo che tempo farà nel fine settimana e in effetti un po' di maltempo ragazzi arriverà. In effetti ci sarà una sfuriata temporalesca con grandine. Vediamo più o meno quali saranno le regioni colpite, sperando che ci sto pure io. Allora saranno ragazzi la Pianura Padana, Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Quindi io non ci sto mai qua. Poi la giornata di domenica comunque sì, ci saranno peggioramenti sempre in queste città. Quindi fino ad andare ecco qua in Campania e in Puglia. Quindi adesso rientro pure io in questa categoria. Quindi devo aspettare, diciamo, a domenica. Quindi in effetti ci saranno abbastanza sfuriate temporalesche al nord, dice sempre a voi ragazzi. Poi coprirà un po' la Toscana, l'Umbria, la Sardegna e i rilievi siciliani, quindi in effetti sarà un po' mista la situazione. Anche se secondo alcuni meteorologi questo diciamo estate sta volgendo al termine, anche perché la prossima settimana ci sarà in arrivo un'altra instabilità, quindi ragazzi mi sa che è quasi finita. Speriamo bene perché davvero non se ne può più. I termometri più o meno arriveranno massimo sui 30 gradi, quindi staremo bene allora. 30 gradi ci metto la firma mo, subito e buonanotte. Quindi ragazzi, queste sono le regioni colpite in effetti. Il nord, giustamente come sempre, gli Appennini, la Toscana, Sardegna, Umbria e rilievi siciliani per sabato. Poi domenica ci sarà anche Campania e Puglia, quindi mi salvo domenica. Allora domenica ragazzi il ragù ci scazziamo, se domenica fa fresco il ragù è quello là che possiamo fare, invece se fa caldo no. Quindi ragazzi se domenica cambia la situazione, il ragù e parmigiani mulignani di melenzane, scusate il dialetto è più forte di me, quindi diciamo che se fa freddo ci possiamo rompere, se no insalate e qualche cosa. Vabbè ragazzi, abbiamo scherzato un pochino, ci sentiamo dopo, anche perché stamattina secondo me qua la giornata promette bene. Ci siamo svegliati con un bel venticello, non voglio prendermi a occhio, però secondo me stamattina stiamo bene ragazzi, ci sta, non dico che fresco, freddo, no, però fresco. Se stiamo così tutta la giornata, io firmo mo. Però purtroppo stamattina mi sono svegliato presto perché sentivo il vento in tutta la casa, ho detto che sta succedendo. Perché pensavo che pioveva, la verità ragazzi, mi sono svegliato con la contentezza, ho detto io come io. E invece no, c'è molto vento, anche perché ho aperto tutte le finestre di casa, quindi fa corrente. Però si sta bene ragazzi, perlomeno fino a mo'. Se cambia un'altra volta, mamma mia. Però vi posso garantire ragazzi che stavo pensando di andarmi a mettere la magliettina addosso, pensate un po'. Cosa difficile che ho fatto in quest'estate. Vabbè ragazzi, vado a fare un bel caffettino, il primo già me lo sono fatto, ora me ne faccio un altro e ci riprendiamo al 100% e partiamo subito in quarta diciamo. Un saluto a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo, ciao a tutti.